Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo di quella vocina che vi guida, che ogni tanto la sentite dentro, che vi dà dei consigli e voi molto probabilmente al 90% non l'ascoltate mai. Ma prima di fare questo, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di The Guard, di Marietto Veneziano, che è chiaramente il canale YouTube, di venirci a trovare nei nostri gruppi social, i link sono sotto qui in descrizione, e poi sapete che abbiamo gli ultimi ebook Radionica Magica e Radionica Abbondanza, uno da 50 e l'altro da 75 euro, che se volete potete comprare nella shop del capitano.attervizia.org. I link sono sotto qui in descrizione. Voi sapete che se volete una consulenza sono 20 euro 45 minuti. Bene, oggi parliamo di quella vocina che vi dice cosa fare e voi puntualmente non lo fate mai. Molte volte uno pensa al Padre Eterno che mi ha aiutato, ma io non lo volevo ascoltare, e pifete patite. E vi racconto una storia che è successa a me. Anni fa rientravo in casa, avevo un telone sopra della legna, e cosa è successo? È successo che quella vocina mi ha detto: piega il telone. Ma il vostro marietto sapete com'è, no? Ciao Lara, ciao Rosa, grazie per avermi salutato. Il vostro marietto è un po' lento di riflessi, bisogna spiegarglielo 2 volte le cose. E guardavo sto telone, che era sopra questo legno un po' accartocciato, sapete quei teloni spessi che si usa per coprire la legna o le auto. Insomma, ciao Pierluca. Insomma, io guardavo questo telone, c'era il sole, c'era una bellissima giornata calma, e la vocina mi continuava a dire: Marietto piega il telone. E il Marietto guardava il telone, sebbene questa vocina non aveva mai sbagliato, ma era un po', capite, un po' stretto di gomito, un pochettino, e non l'ha voluto piegare. Passa il tempo e dopo qualche ora ero in cucina e sento un botto. Boh. Visto coi vetri doppi, non mi ero accorto che era venuto il vento. Era cresciuto il vento e a 6-7 metri da quel telone c'era un tavolo, sapete quelli con i 3 piedini rotondi di marmo. Beh, il vento aveva sollevato il telone, l'aveva sbattuto contro con una forza impossibile, ha preso il tavolo, l'ha sbattuto per terra e il tavolo si è rotto. Il vostro marietto, vedendo questa cosa e essendosi ricordato che 3-4 ore prima, come minimo, la vocina gli aveva detto piega il telone e mettilo via, ha pensato che ero proprio quando uno te lo dice, te stesso te lo dici. Allora uno si domanda: ma chi è questa vocina qua? Il vicino di casa? L'arcangelo Gabriele, il Metatron, l'angelo colorato, il vogliamoci tutti bene, la parolina magica ripetuta come dei maestri tibetani? Sapete chi è quella vocina? Adesso ve lo spiego. Quando ero piccolino io andavo spesso in astrale, no? E in astrale incontravo il mio vecchio, eravamo sempre su al quinto piano. Mi ricordo che parlavamo in ebraico, una lingua che non capivo una mazza, cioè io la capivo, ma gli altri non la capivano. Ebraico antico. E vedevamo tutto il mio futuro. Io mi ricordo che prendevo anche in giro quelli che dicevano: ma non lo capiscono che così si fa. E quando ridevo, il mio vecchio, quando tornavo giù, mi faceva sempre prendere delle legnate, perché dovevo rispettare quelli che non capivano le cose. Però per non farmi sporcare il karma, perché sennò non valeva, mi faceva dimenticare queste cose qui, ovvero io vedevo il filmato di colazione che sarebbe dovuto andare per il gruppo Bertoldo in astrale, ma nella realtà poi quando ritornavo dentro il mio involucro materiale mi dimenticavo tutto, proprio perché era come si dice, un'assicurazione per fare in modo che il mio karma guadagnasse e non perdessi con le soffiate, cioè con la raccomandazione. Ci sono alcuni paesi, l'Italia no, sicuramente no, ma sapete che si va avanti per raccomandazione, ti manda mio cugino, mio zio ti dà un posto di lavoro. Ecco, il karma è un po' una cosa del genere, cioè non è che voi se sapete le cose
perché te le dice il papi, no, e tu le scrivi poi fa karma. No, chiaramente. Allora il mio vecchio diceva: "No, no, guarda tu le legnate lì te le vai a prendere per il semplice fatto che io ti faccio vedere il disegno per non preoccuparti, no, però alla fine, no, la legnata te la devi prendere, anche se la supererai". E quindi quella vocina che voi sentite, che ogni tanto vi dà la dritta, l'imbeccata e dite: "Cavoli se l'ascoltavo questa volta era la volta buona che non cadevo, per terra", siete voi. Siete voi che in astrale molto probabilmente qualcuno ve la fa vedere e vi cerca di avvisare, ma non per rovinarvi il karma, magari per non farvi prendere un infarto, perché così arrivate belli tranquilli, il vostro subconscio è già super allenato e quindi potete salvarlo via senza un infarto. Perché alcune volte questa vocina dice delle cose veramente toste. Cioè siete voi che cercate di aiutare. Ciao William. Quindi quando sentite quella vocina che vi dà la dritta giusta e chiaramente il 99% delle persone non ascoltano mai, siete voi che nella strada cercate di avvisarvi di non fare quel passaggio lì. Ci sono state altre volte che m'han detto: "Ho sentito vocine", ma quella è una cosa buffa, proprio perché se davo ascolto non mi perdevo a ricomprare il tavolino. Dopo non l'ho più comprato di marmo, l'ho comprato di metallo, così che se cade al massimo si piega. Quindi oggi per oggi è questa piccola pillola. Quindi quando voi ascoltate questa vocina, non è il Padre Eterno che vi parla, non è l'Arcangelo Gabriele o non è il gurù del gruppo social che vi siete messi dentro, ma siete voi che vi state cercando di aiutare, bypassando e cercando di, insomma, prendere la legnata meno pesante possibile, Quindi però il problema cos'è? Che se però, mh, le ascoltate tutte e non prendete la legnata non fa karma e quindi tanto vale, no. Quindi bisogna trovare sempre una via di equilibrio, nel senso che la vocina bisogna ascoltarla chiaramente, perché magari vi direbbe tutto, no, ma non può dirvelo tutto, perché voi stessi di là vi bloccate, perché capite, come ho capito io, che se, no, ascoltate sempre questa vocina, e che non ce la farete mai in ogni caso per fortuna, tanto vale. Era come il capitano Delpini quando portava lì i bancali di milioni di lire, che erano miliardi, però alla fine ci ha fatto sudare anche la lira una, perché diceva: "Se no non fa caro". Quindi quando ascoltate questa vocina non è il vicino di casa o non è il Padre Eterno o l'Arcangelo Gabriele, ma siete voi che in astrale avete visto la faccenda e cercate in tutti i modi di aiutare l'involucro. Almeno io ho visto queste cose qui da piccolino e ogni tanto quando sento questo vicino qui dico: "Caspita, mi sto cercando di aiutare", e come al solito non mi darò ascolto. Bene cari amici, grazie di avermi ascoltato, ci sentiamo nei prossimi pillole e mi raccomando, se sei nuovo, è la prima volta che raggiungi il Marietto Veneziano, mi ricordo che oggi parleremo delle emorroidi in un'altra pillola, parlerò delle emorroidi, dei sfinteri e di altre cose che mi sono successe di persone che ho incontrato che avevano questa problematica. Bene cari amici, vi ringrazio e alla prossima, ciao.